Pronto, buongiorno signor Mancuso, sono Franz. Eccoci. Ecco, grazie ancora per la disponibilità. Niente, io le farei solo due o tre domande, diciamo, per avere il suo punto di vista sull'argomento. Innanzitutto, se ha senso ancora parlare di un rapporto, di un confronto fra fede e scienza, comunque in un mondo in cui la tecnologia e la scienza stanno comunque avendo il sopravvento. Ma Ehm, guardi, dipende a che cosa ci riferiamo con questo confronto. Se intendiamo confrontarci su come è fatto il mondo, è del tutto evidente che non ha nessun senso il confronto tra fede e scienza, perché come è fatto il mondo, a differenza delle pretese del passato, quando appunto la teologia di cui la fede è fondamento, pretendeva di poter dire qualcosa, oggi è del tutto evidente. Ma insomma, da, da tempo ormai è del tutto evidente che come è fatto il mondo lo dice la scienza, quindi da questo punto di vista non ha senso confrontarsi. Quello che tutte le persone con un senso responsabile, etico-responsabile, pensanti su quello che devono fare è informarsi per quanto è possibile su quello che la scienza dice ai vari livelli, la scienza fisica, chimica, biologica, eccetera. quindi da questo suo punto di vista è possibile armonizzare, separando i livelli del come e del perché. Da questo punto di vista io non vedo nessuna armonizzazione, vedo la presa d'atto di come stanno le cose. Se mi dicono che il bosone di Higgs esiste, il campo cosiddetto di Higgs esiste, come è stato stabilito, o meglio dichiarato il 4 luglio 2012 al CERN di Ginevra, dopo anni di esperimenti in questo tunnel lungo 27 km e profondo centinaia di metri da quelle parti, hanno fatto collidere tra di loro gli hadroni, hanno scoperto quindi che il campo di Higgs, così come si dice, pronosticato, previsto da Peter Higgs nel 1964, effettivamente esiste. Io cosa devo fare? Quando sono state scoperte le onde gravitazionali che Einstein aveva previsto, che cosa deve fare? In che senso armonizzo? Prendo atto. Ma più che altro perché ci sono stati scienziati che sono stati mossi dalla convinzione che ci fosse un disegno superiore. Parliamo di Marconi che dice di aver sentito delle voci, ma lo stesso Galileo che ha fondato il metodo scientifico parlava di un disegno divino nelle cose. Quindi il loro movente, in tanti, dico in non tutti, era di natura trascendentale. Io ho avuto risposte anche discordanti perché il premio Nobel Weinberg. Queste cose è meglio che parlino i diretti interessati. Che cosa muove uno scienziato a indagare varia da scienziato a scienziato. E allora, ma qui Mhm. parliamo del movente dello scienziato. Per uno può essere la semplice curiosità, per l'altro può essere la fede nell'armonia, ma di queste cose qui si entra nella soggettività del singolo scienziato e io non ho niente da dire. Parlare di Marconi, della fede che lo animava, benissimo. Vogliamo parlare di Einstein e della diversa fede, perché certo c'era una fede, ma diversa, di tipo perché non credeva in un Dio personale, a differenza di Guglielmo Marconi, credeva in un'entità impersonale, insomma nel Dio di Spinoza. Vogliamo parlare di quello? Ne parliamo. Vogliamo parlare di altri grandi scienziati che invece sono del tutto atei e sono mossi semplicemente da curiosità. Però, tornando al discorso, qui non c'è niente da armonizzare, Mm. qui c'è da capire che i diversi scienziati sono mossi nelle loro indagini da motivi diversi. E va bene. Sì, sì, quindi sono ragioni soggettive che non possono essere in una certa misura neanche istituzionalizzate. Eh, Direi proprio di sì, che attengono alla biografia di ciascuno, alla motivazione. Certo, hanno una loro, come dire, il loro interesse, ma per quanto attiene al campo di chi è al di fuori di queste cose, non è interessato all'intimo
sentire di ciascun diretto scienziato. Queste cose non attengono al dosso di fede e scienza in quanto tale. Io dicevo, non c'è sul discorso oggettivo, io non vedo nessuna possibilità di armonizzazione. La filosofia e la teologia devono capire come è fatto il mondo ascoltando e studiando l'impresa scientifica. Il problema però, e questa è la seconda cosa che volevo dire, non è che con questo è risolto, perché noi non siamo semplicemente nel mondo a capire come è fatto il mondo. Noi una volta che abbiamo capito o fatto un passo in avanti verso la comprensione di come è fatto il mondo, noi poi dobbiamo agire. Quindi l'azione travalica la stessa conoscenza. Primo dobbiamo agire, quindi c'è tutto il discorso etico. Secondo, altra cosa importante, noi dobbiamo capire che fine facciamo noi. Il mondo sta lì, è davanti a me. E come è fatto me lo dice la scienza. Ma io sento che dentro di me, dico io, ma ogni essere umano lo sento, che dentro di me, dentro di sé, c'è una realtà personale, inquieta, che chiede senso, che chiede calore, che chiede significato, che chiede armonia, la quale richiede una risposta, perlomeno una traccia di risposta. Non sto facendo nient'altro che citare Kant, il quale dice che in una famosa pagina della critica della ragione, dice che ci sono tre le domande che ogni essere umano pensante deve porre a se stesso. Primo, che cosa devo sapere? E a questa domanda risponde la scienza, e lo ripeto, qui non c'è proprio niente alla scienza si deve rispondere in modo scientifico, facendo scienza a propria volta. È inutile che un filosofo, un teologo si mettano a fare, puoi rispondere alla scienza solo facendo scienza. Ecco. Sì, no, ho capito la demarcazione chiara che... Secondo, l'altra domanda è che cosa devo fare? E questo è il problema dell'etica, e qui entra in gioco una dimensione diversa rispetto a quella della scienza, che è la dimensione filosofica, etica, come mi devo comportare una volta che ho capito che ho fatto il mondo, ma io con la mia libertà come mi devo comportare rispetto al mondo? Devo continuare a sfruttarlo, a scavarlo, a devastarlo, perforarlo, ad abbattere alberi, oppure devo fare in maniera diversa? E qui non me lo dice più la scienza cosa devo fare, qui entra in gioco qui è il dialogo, non tanto tra fede e scienza, ma tra credenti e non credenti, tra uomini responsabili, uomini non responsabili, qui è il dialogo. E poi la terza domanda che Kant si pone è la seguente: che cosa mi è lecito sperare? Cioè io che fine faccio? Io con la mia individualità, con il mio sentire, con le mie paure, con il mio coraggio, con la mia curiosità, con la mia passione, con il mio tratto, io che fine faccio? Qui naturalmente c'è tutto un discorso che fede e scienza possono fare, o meglio, i teologi, i filosofi, gli scienziati si possono interrogare ciascuno dentro di sé, andando a indagare quelle che sono le speranze che gli esseri umani hanno e vedere in che misura queste speranze sono rapportabili a come è fatta la natura, a come è fatto il cosmo. Ma mi vengono in mente dei casi appunto come il tema dell'eutanasia, con i casi di cronaca famosi come quello di Eluana Englaro, in cui hanno unito un dibattito, come si diceva, fra credenti e scienziati. In quei casi limite lì, chi è che deve rispondere su cos'è la coscienza, su quanto e dove ha senso la vita? Chi ha la preponderanza poi in questo dialogo difficilissimo? In quei casi lì la mia profonda convinzione è che è il singolo che deve decidere. Siccome si tratta in gioco, non c'è il destino dell'umanità, non c'è una legislazione, almeno nei casi concreti di cui stiamo parlando, e lì ciascuno deve decidere per sé. Per quanto attiene poi alla legislazione, la legislazione deve fare in modo, se è giusta, di dare a ciascuno il suo, cioè la legge deve essere tale in uno Stato laico di far sì che ciascuno possa vivere anche l'ultimo momento, che è il momento della vita, così come ha vissuto tutti gli altri momenti prima di quell'ultimo momento, di far sì che ciascuno possa avere la morte che meglio desidera. Se qualcuno desidera interrompere la morte perché la sua vita è diventata insopportabile, secondo me uno Stato laico deve dare a questa persona la possibilità
di proseguire, ragionando su di sé naturalmente, non su di lui, ma sulla propria. Comunque senza avere un'ingerenza religiosa lo Stato in questo caso. Se si tratta di uno Stato confessionale, è chiaro che di uno Stato aconfessionale non ci devono essere ingerenze, mi sembra evidente. Così come lo Stato non deve avere ingerenze per quanto attiene alla vita religiosa, non deve dire a una chiesa o un'altra religione come il buddismo, l'Islam e così via, cosa deve credere, cosa deve fare. Qui, la Chiesa è assolutamente autonoma nel suo campo e tutte le altre religioni. Allo stesso modo la Chiesa e le altre religioni direttamente non si devono permettere di dettare una legge allo Stato, lo possono fare attraverso la rappresentanza parlamentare, allora si andrà ai voti e chi effettivamente riesce a imporre, secondo il principio di democrazia, le leggi che più saranno accolte dalla maggioranza, come è stato per l'aborto, come è stato per il divorzio in questo nostro Stato, per il diritto familiare, no? È stato così. Ma su questo tema della diversità delle credenze, ci sono centinaia, forse migliaia di religioni che bene o male tutte dichiarano di aver avuto una rivelazione. Esse hanno molti punti in comune, ma tantissime differenze. Perché qui oltre a un dialogo fra scienza e fede c'è anche un dialogo fra fedi e fedi, eh, Chiaro. che è sempre più insanabile tante volte, considerando le divergenze, le guerre. Cioè tutte hanno preteso di aver avuto questa verità. Non so, c'è un fondo comune, c'è una cosiddetta filosofia perennis, come la chiamava Leibniz, oppure no? C'è la coscienza umana di fronte all'infinito, di fronte al trascendente, di fronte ai grandi problemi vitali sui quali neanche la scienza sa dire da dove viene la vita, qual è il Mm. senso della vita, se la vita è giusta, se la vita sia ingiusta, che cos'è la bellezza, che cos'è l'amore, che cos'è il bene, che cos'è il male. Con la morte finisce tutto, oppure, come diceva Tiziano Terzani, c'è un altro giro di giostra. Su queste cose gli esseri umani di tutti i tempi, di tutti i luoghi si sono sempre interrogati. Nessuno ha la risposta definitiva. Ci sono diverse pretese, diciamo diverse filosofie, qualche religione ritiene di aver avuto una rivelazione diretta, però siccome non c'è una sola religione che ha questa pretesa, ma ce ne sono almeno tre: l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam, che pretendono di avere una rivelazione diretta, ma direi che anche i Veda e quindi anche l'induismo, anche i Veda sono scritture ispirate, e quindi e anche Zarathustra si ritiene ispirato, quindi sono più di una le religioni che ritengono di avere rivelazioni. Queste rivelazioni dicono cose diverse. È evidente che nessuna ha la pretesa, ha la possibilità di dimostrare di essere l'unica, quindi è l'unica depositaria della rivelazione. E quindi tutte le religioni devono fare un passo indietro, secondo me, e Mhm. capire che sono non la verità, ma sentieri veridici. Io ritengo che ogni grande religione sia un sentiero veridico, veritiero, percorrendo il quale si giunge verso la cima, ma un sentiero che porta alla cima della montagna, Mhm. che è più grande del sentiero, la montagna. Quindi, se le religioni capissero che non sono la montagna, la vetta verso cui tutto il mondo deve arrivare per essere tutto cristiano, tutto musulmano o che ne so. No, non sono la montagna, le religioni sono i sentieri. Mi piace molto questa metafora perché mi ricorda una frase di Krishnamurti quando diceva la verità è una terra senza sentieri. Ma è chiaro, ma No? chiunque, cioè io penso che, eh, come si dice, che chiunque abbia indagato seriamente nella propria vita capisce di non possedere la verità e che nessuno possiede la verità e che la verità è sempre più grande. Questo non significa che siamo tutti nella menzogna, assolutamente no. Questo significa che abbiamo frammenti di verità, ipotesi, lo ripeto, sentieri, metodi,
e quindi questo significa anche guardare alle altre religioni non più come con occhi da concorrenti, come in un mercato un negozio guarda l'altro negozio come un concorrente, ma significa vederli come dire, alleati verso la salita da parte dell'umanità verso la vetta, che poi è la capacità di giustizia da parte del singolo uomo, la capacità di bene, la volontà di essere veridico, di essere sincero, di non mentire mai. E quando più si sale e più si ospitano questi sentimenti. Io le farei ancora un'ultimissima domanda, diciamo, per vedere poi nell'aspetto quotidiano di una persona che cosa può propendere più, magari il sentimento o la fiducia in un obiettivo da raggiungere nella vita, emotivamente parlando, o magari l'aspetto razionale e quindi l'aspetto tecnico. Immaginiamo uno sportivo, cosa conta più, la fede nella vittoria oppure il materiale tecnico? Questa è una domanda per noi tutti alla fine. Ci muove più la ragione o il sentimento? Guardi, io penso che io lavoro con la ragione da sempre, insomma, sono sempre stato appassionato di filosofia, ho scritto il mio dottorato su Hegel, pubblicato molti libri che sono, diciamo, di filosofia, più di teologia, tento di portare avanti un discorso razionale per quanto possibile. Tuttavia io penso che Cioè sono due livelli non confrontabili anche questa volta oppure hanno dei ponti? sono due livelli diversi del discorso, che quello che veramente incide nella vita di un essere umano è il sentimento, che la ragione, se esercitata debitamente, ti inchioda all'antinomia, alla contraddizione. Se io mi metto a ragionare, semplicemente solo a ragionare, io avrò tanti argomenti a favore del senso della vita, quanti ne avrò a favore del non senso della vita. Avrò tanti argomenti a favore della giustizia della vita, quanti a favore dell'ingiustizia della vita. E così pure sull'esistenza della libertà o sulla non esistenza della libertà, oppure sulla razionalità del mondo e della natura, il mondo e la natura come dotati di intima razionalità, quanti argomenti a favore della contingenza, della casualità, del non senso, dell'assenza di qualunque tipo di razionalità, tutto in balia del caso. Avrò argomenti a favore dell'uno e a favore dell'altro, questo unicamente se ragiono. E quindi che cosa succede alla fine? Che chi semplicemente solo ragiona viene inchiodato, per così dire, di fronte a questa bilancia che si ferma perfettamente in equilibrio. Ma la vita non è equilibrio, la vita è equilibrio dinamico, cioè sì, ci deve essere una sorta di equilibrio, ma ci deve essere soprattutto dinamismo, perché diceva Schrödinger, Erwin Schrödinger, il premio Nobel per la fisica, che la morte è equilibrio termico, quindi vuol dire che la vita è disequilibrio termodinamico, perché ci possa essere vita ci vuole motore, emozione, muoversi, e la spinta a muoversi, a fare, a creare, ad agire, a sentire, a studiare, ad amare, ad abbracciare, a lavorare, viene dal sentimento, dal sentire profondamente, dalla passione, dai tenati interni. Questo è il momento decisivo di un essere umano, e non lo dico, lo ripeto, in contrapposizione alla ragione. Sono due momenti diversi, sono due momenti diversi, ma tutto ciò che veramente dà forza e vitalità a un essere umano non viene mai dal ragionamento, ma viene dalla passione. E lo si vede nello sport, appunto, lo si vede anche nella politica, lo si vede nella scienza stessa, che occorre veramente una grande passione per andare avanti, per credere profondamente in una certa teoria quando nessuno ci crede, e poi è chiaro che occorre avere la ragione dalla propria parte per fare bene un certo tipo di impegno sportivo, per fare bene un certo tipo di teoria scientifica, e non sto parlando di due rivali, non sono rivali la ragione e il sentimento,
c'è rivalità, Mhm. però sono due cose diverse e tra queste due cose diverse il primato esistenziale, a mio avviso, spetta al sentimento. Sono parole che condivido e che sento molto anche perché amo molto Pascal, mi ricorda la famosa frase dove dice incomprensibile che sia, incomprensibile che non sia, che riassume molto bene questo limite della ragione. Niente, io la ringrazio ancora, ho terminato le domande che mi hanno molto colpito per la loro profondità e la ringrazio ancora per questa sua disponibilità, sa? Va bene, grazie a lei davvero per l'interesse e buon lavoro. Grazie, ancora con stima, arrivederci. Bene, Salve. arrivederci.